Sì, finalmente ci siamo. Quest'anno finalmente sarà tra la gioia dei ragazzi ovviamente, ma anche credo di tutti quelli che verranno a Vidor, abbiamo finalmente un Luna Park, Vidor riparte in pratica, ecco. Abbiamo un Luna Park come gli anni buoni diciamo, e poi abbiamo gli stand della Proloco che ovviamente è ben fornito, e quindi sì, ripartiamo sperando che sia un presto ritorno alla normalità. Beh, certo sì, è stato un po' oneroso perché ovviamente nonostante tutto quello che è stato ormai superato, diciamo, a livello delle prescrizioni del Covid, però bisogna ancora tenere in qualche modo alta la guardia, quindi le disposizioni ci sono e quindi è stato un po' così oneroso ripartire, insomma, in questo senso. Sì, allora la manifestazione si svolgerà in 2 settimane e ci saranno alcuni importanti appuntamenti ormai legati alla tradizione, come la ormai tanto attesa mostra canina che si svolgerà domani, e poi ci sarà il mercatino degli hobbisti, il mercato, l'esposizione dei quadri, quindi alcuni appuntamenti sono quelli storici. Sì, quindi tradizione ma anche un occhio rivolto alla novità e soprattutto al rispetto dell'ambiente. Una su tutte è Move, che è una esposizione di mezzi elettrici che si terrà domani nel piazzale Capitello, che vedrà coinvolti alcuni importanti nomi e eccellenze del territorio che esporranno i loro mezzi. E oltre all'esposizione, agli stand già presenti, ricordiamo comunque la Proloco, che avrà lo stand gastronomico sempre aperto, struttura portante per lo svolgimento della manifestazione. E inoltre domenica 20, oltre all'esposizione degli hobbisti, ci saranno anche vari stand di associazioni come lo Sportello Donna, Avis, l'Asilo, quindi insomma abbiamo cercato di pensare e di coinvolgere veramente tutti quest'anno. Sì, diciamo che certo è difficile in questi giorni rimanere indifferenti alle notizie che ci giungono. Penso però che sia anche parte del nostro ruolo comunque riuscire a trasmettere un messaggio positivo soprattutto ai ragazzi, ai giovani, perché pensiamo che insomma veniamo da 2 anni di restrizioni dove abbiamo avuto dei momenti in cui c'era proibito anche stare all'aperto. Quindi immagino cosa possa essere per loro un pomeriggio di musica, di festa, di libertà, insomma un po' di leggerezza che è giusto che gli venga data in questo momento. Ecco. Sì, dopo 2 anni speriamo bene, speriamo che questi bambini diano un buon auspicio di questi lanci di palloncini, noi siamo pronti, speriamo che anche la gente, da quel che mi sembra, risponde bene. Oggi siamo in concomitanza con Valdobbiadene, il prossimo anno. Sì, il prossimo weekend speriamo più gente, perché ogni 4 anni con Valdobbiadene siamo in concomitanza, però adesso io spero che vada tutto bene, specialmente. Noi siamo pronti.